Ciao a tutti, bella gente. Oggi sono tornato per la seconda volta, anche oggi, a Recoaro 1000. Vedete qui il parcheggio del bar, prima del Sentiero dei Grandi Alberi, appunto quando fu la prima volta che venni in queste zone. La meta di oggi è Cima Marana, ossia la cima più a sud dell'arco alpino, a superare i 1500 metri di altitudine, quindi una montagna di un certo valore. Ci siamo già elevati un po' rispetto alla valle. Guardate che spettacolo. Pasubio qua davanti. Poco sopra i 1300 metri. E guardate che bellezza. Intanto qui davanti si può distinguere il Novegno che è Forano. Questo qua è più piccolo su mano, più avanti l'Alto Piano di Asiago. Ecco ragazzi, sono arrivato al rifugio Monte Falcone. Nel frattempo come è peggiorato. Errata Corice, il rifugio non si chiama Monte Falcone ma Gingerino, appena visto. Il Monte Falcone è il monte appunto dove siede il rifugio Gingerino. Vedete gli impianti sciistici che risalgono proprio dal parcheggio di Recoaro. Adesso ragazzi muovo verso sud, scendo dal rifugio Gingerino e vado verso Cima Marana. Dopo essere sceso dal rifugio Gingerino ho chalet Monte Falcone, vedo qui. Siamo appunto alla sella del campetto 1543, tutte varie indicazioni, questa è la strada del ritorno. Cima Marana, 30 minuti, sentiero 202. Tanto ragazzi siamo arrivati alla Cengia Bianca, Monte Campetto, dove ero prima con l'arrivo delle funivie, Selle del Campetto dove ho fatto il video precedente, Cengia Bianca, la prossima tappa e ultima Cima Marana. Ebbene, ce l'ho fatta. Cima Marana raggiunta. Intanto laggiù in bivacco c'è gente che fa fuoco. Peccato per queste nubi perché il panorama sarebbe fantastico. Guardate che strapiombo sulle colline sottostanti. Adesso comunque per fare pausa pranzo torno un po' dentro il bosco perché qui c'è veramente troppa aria dietro, siamo troppo esposti. Intanto sono circa le 13, pausa pranzo, un paio di tramezzi, non tantissima roba appunto perché l'escursione è abbastanza semplice. E eventualmente nel caso il languorino si facesse sentire, nello zaino ho alcuni snack. Guardate intanto il rifugio Gingerino. Ecco, sono tornato alla sella del campetto che è ai piedi del Monte Falcone.
Buso del Podem, che è la località a 1280 metri, 35 minuti. Guardate che discesa spettacolare dal Monte Falcone, veramente splendido verso il Pasubio e il gruppo del Novegno. Tornato al parcheggio e alla macchina, ore 14:22. Adesso, prima di dirvi i dati e tutto, vado a farmi un caffettino qua al bar, che l'orario è quello giusto, dopo pranzo perfetto. Caffettino, torta della nonna. Finito. Ecco, una volta arrivato all'auto, come promesso, snoccioliamo un po' di numeri. Allora, l'escursione è partita da un'altitudine di 1000 metri circa fino a 1640 metri, che è poco più di 600 metri, 12 km e mezzo, 3 ore e 10, anche lì la tempistica però è sempre un po' soggetta, non so, a pause, dipende se ha calcolato solo il tempo in movimento. Velocità media 4 km orari, e niente che altro dire. Intanto, facendo una parola con un cliente qui del bar, che è qui di un paese sotto, mi ha detto che gli impianti sciistici qui belli qua del Monte Falcone, sia questi qua nel pendio più lieve qua davanti, sono completamente in disuso. Purtroppo si aggiunge alla lista di sprechi che avevo già detto a Campo Molon. E niente, qui nel frattempo sono fatte le 14:59, io vi saluto e vi rimando alla prossima escursione. Ah, dimenticavo, siamo venerdì 29 dicembre, ultima escursione dell'anno, Cima Marana.